Noi, più che scrivere noi, abbiamo cercato di far scrivere le organizzazioni di volontariato e di terzo settore. E noi ci occupiamo della promozione e dello studio di questo mondo, come le Stelle in Tasca o altre organizzazioni che sono intervenute oggi. È un mondo che è molto cresciuto negli ultimi anni anche in Sicilia. I volontari in Sicilia, per andare a riunioni, sono circa 400.000, in cui circa 200.000 organizzati in associazioni e 200.000 che danno il proprio contributo volontario individualmente. Ma anche dal punto di vista del terzo settore, cioè di attività che hanno anche una rilevanza economica, l'occupazione nella nostra regione per circa l'8%, che non è poco, dei dipendenti è fatta di cooperative di carattere sociale. È un mondo che si occupa, come le Stelle in Tasca, di cultura, si occupa di ambiente, si occupa di solidarietà sostanzialmente. Un mondo in crescita è un mondo un po' in controtendenza, perché viviamo un periodo nel quale le organizzazioni tradizionali dell'impegno dei cittadini, penso ai partiti per fare un esempio, conoscono oramai da molti anni una crisi rilevante, una crisi che si ripercuote sulla qualità della nostra vita pubblica, che nel nostro paese in questo momento non è francamente la migliore. Noi nei decenni che abbiamo alle spalle abbiamo conosciuto un divario sempre più grande, ad esempio, tra ricchi e poveri, tra Italia del Nord e Italia del Sud, e anche lo scenario che ci si presenta in questi giorni di guerra non è estraneo a tutto ciò, cioè il fatto che i destini del mondo siano in mano a una cerchia sempre più ristretta di persone non fa bene alla vita pubblica del nostro paese. Praticamente a votare in Italia oramai è circa la metà dei cittadini. I governi che abbiamo eletto negli ultimi anni sono eletti da un cittadino su 4 del nostro paese, e non è una buona cosa. Mentre, come dicevo, abbiamo una continua crescita di altre forme di solidarietà, di volontariato e di impegno civico. Il nostro intento con il laboratorio di storia in memoria solidari è stato quello sia di far conoscere questo mondo, perché l'impegno di queste associazioni, ma anche di alcune che sono presenti qua oggi, non è conosciuto come dovrebbe essere, perché poi ci sia una traccia, una memoria di tutto ciò. E poi anche un po', diciamo, uno studio dal punto di vista sociologico, si può dire, di carattere qualitativo, cioè di capire come questo mondo di cittadini che si impegna per il bene pubblico possa incidere più marcatamente nella vita del nostro paese e nella vita anche di altri paesi, perché mi sembra che sia una delle poche forme di speranza che noi si possa, nel futuro che abbiamo in avanti, avere la possibilità di costruire un mondo migliore.